Benvenuti a 4MAQ, il programma di Pop Sardo. Oggi ci troviamo a Porto Torres e chiacchieriamo un po' con gli Stranos Elementos, un gruppo formato da 3 MC, RD, Occhio e Zianeddu, accompagnati da DJ G, un gruppo che canta in italiano, logudorese e portotorrese. Andiamo a vedere cosa hanno da dire. 4MAQ, 4 umori, 4 arti, 4 quarti. Faccio rap, chi su chi attende i rumori, commenti, piazze, cantori, chi su chi fa carriere, fin da frasare un motore in una gara da destruction derby. Dal punto di vista musicale e stilistico direi che gli Stranos possono essere considerati un gruppo acido e corrosivo, termine che poi va a scontrarsi con la realtà che viviamo ogni giorno, con la pesantezza dell'aria che respiriamo. La nostra musica, come alcuni già ci conoscono, è il rap, ma il rap in una maniera molto semplice e molto classica. Diciamo che abbiamo preso quello che era il rap nei primi anni 90 in Italia, che era un rap con dei contenuti diciamo, si muoveva molto nel sociale, e quindi noi abbiamo ripreso quello perché vogliamo raccontare soprattutto quello che noi viviamo, le nostre esperienze, con uno stile abbastanza rude, soprattutto sia nei suoni che nelle parole. Ho cominciato a suonare nel 99 così per gioco assieme a Leonardo, sapendo anche che Riccardo già praticava il rap da un po' di tempo. La nostra visione è fondata sulla presa di coscienza, innanzitutto sull'umiltà e sulla determinazione. Trattiamo per questo tematiche sociali che riguardano il nostro territorio, il nostro paese, in particolar modo Porto Torres, affrontando appunto problematiche di tipo ambientale legato alla zona industriale. Faccio rap e mi ragazzo, faccio rap che quanto sì, tieni dogo una tanto, non fa vento freddo in faccia, che tu rap a me mi pare una minaccia, si accendi la miccia. È un progetto che nasce nel 2003, comprende 3 MC che sono io, RD, Occhio e Siano. Attualmente con noi sta collaborando un DJ Gix, che sta entrando a far parte, diciamo, si sta compattando con il resto del gruppo dal momento in cui è uscito l'album Poi tu dorre in cartolina. Mi chiamo Gianluca, in arte DJ G, sono il DJ, l'ultimo elemento aggiunto al gruppo. Siamo già 2 anni che collaboriamo insieme. Mi occupo di mettere le basi nelle serate, faccio gli scratch, abbiamo realizzato gli scratch anche per l'album. E cosa mi ha fatto avvicinare allo scratch? È una cosa fantastica, il contatto col vinile, tante cose. Sono stato flashato da Qbert, dai DJ che stavano evolvendo tutto quanto, quindi volevo provare anch'io, provare a togliere fuori quei suoni maneggiando un semplice disco, un semplice vinile. Dal momento in cui ho iniziato nel 92 a fare rap, i modelli non coincidono esattamente con quelli di Siano e Occhio. Io nasco in un periodo in cui c'è il boom delle posse in Italia, il boom dei centri sociali, il rap che si batte politicamente, che affronta tematiche politiche legato al riappropriarsi di determinati spazi. Modelli sono gli assalti frontali, con il centro sociale Forte Prenestino a Roma, i 99 Posse con l'Officina 99 a Napoli e tutta una serie di altri gruppi che ruotano intorno a questa realtà.
Per quanto riguarda i miei gusti personali, vanno dai Menhir, che considero uno dei migliori gruppi che ci sono qua in Sardegna, poi comunque vanno agli Assalti Frontali, Chaos, Deda, Sean, il Colle del Fomento. Ci sono tante cose che hanno influenzato il mio modo di scrivere e di concepire il rap attualmente. Punti di riferimento nella vita ce ne sono stati tanti. Nel rap posso dire grazie a Riccardo, che è stato un maestro, è il padre, ci ha aggiustato le reti per poi continuare a andare avanti. Se no anche Gaiedo a me mi ha stimolato molto, poi essendo anche amico di Riccardo me l'aveva fatto conoscere la scena sarda, soprattutto l'italiano non ci ho mai tenuto conto come punto di riferimento, diciamo. Senza mettere da parte c'è anche la parte americana, quindi Qbert, Todd Style, tutti i DJ che alla fine hanno portato un'evoluzione sia allo scratch che all'hip hop in generale. Vivi molti, da gente indifferente, senza candidi si mostra per gli ostri, maranni industriali, maranni militari, direzionniamo a roba sicura di liquidari. Noi siamo riduci da 30 anni di industrializzazione, quella che per tutti era la grande chimera del lavoro sicuro e del benessere soprattutto, perché era questo che avevano auspicato i vari Rovelli e compagnia cantante. Non avevano fatto i conti però con una cosa chiamata cancro, chiamata tumore, chiamata morte e soprattutto tante famiglie stanno pagando ancora questo prezzo. Noi in questo album e soprattutto in Maranni Marasulti abbiamo voluto gridare ad alta voce per far riuscire a farlo entrare in testa a più persone, che l'industria può essere utile, però dovrebbe essere un'industria fatta con la testa, che comunque noi abbiamo spiagge, abbiamo mare che potrebbe con una giusta progettazione turistica potrebbe dare lo stesso lavoro e soprattutto potrebbe dare molte meno vittime e molti meno dolori a tutti noi che viviamo qua. Noi con questo video vogliamo dare una visione appunto trasparente delle cose affinché la gente abbia una giusta informazione e sappia quello che succede intorno. Ogni sardo che ha venduto anime, cori da ruzzi, tiro un soripa, un ventilatore manucando. Io principalmente non mi sento parte di nessun movimento politico, nonostante noi abbiamo appoggiato diversi movimenti politici e non lo rinnegheremo mai. Trattiamo tematiche politiche anche, però senza avere a fianco nessun logo, stemmino o nome di partito da rappresentare. Noi rappresentiamo noi stessi e la Sardegna per come la vorremmo e per come è. La nostra politica è quella della nostra terra, quindi una politica totalmente indipendente da quella che ci vogliono imporre dalla politica dello Stato italiano, ma una politica fatta di cultura e presa di coscienza. A nostro parere il nostro disco è indirizzato a tutti, o meglio a tutte quelle persone che hanno voglia di sentire, e in principal modo è rivolto ai portotorresi, perché comunque usando il portotorrese, che è una lingua, un dialetto abbastanza forte, riesce a entrare meglio in testa, perché comunque c'è sempre questa tendenza quando si raccontano fatti belli e fatti brutti comunque di usare il dialetto per dare un maggiore rinforzo al racconto. La lingua nei nostri testi, questo qua è un argomento che ci hanno chiesto in tanti, perché non in italiano e perché non in sardo? Io parlo il sardo logudorese dalla mattina alla sera con la mia famiglia, sono nato in una casa in cui si parlava il sardo perché è un modo poi per tramandarlo, soprattutto perché l'italiano si impara tranquillamente a scuola, c'è tantissimo tempo per poterlo imparare. Il sardo, se non ce lo trasmettiamo tra di noi nella vita giornaliera, nella musica, si va a perdere, e poi perché è quello che viviamo ogni giorno, non sarebbe vero cantando in italiano e
come questa intervista si tirano in sardo suona di un'altra musica, ad un'altra tonalità, compreso. Essendo sardi portiamo avanti un discorso legato all'oralità, alla cultura e alla tradizione.